Attraverso un gommone stanno portando in salvo dall'abitazione una famiglia. La situazione, come potete vedere, non è effettivamente semplice, è una situazione critica. Sono queste alcune delle immagini che nelle scorse ore hanno colpito duramente il comune di Lignano Sabbiadoro, con numerosi interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Una perturbazione di eccezionale intensità, definita in gergo tecnico temporale autorigenerante, ha scaricato fino a 211 mm di pioggia per metro quadrato in appena 12 ore. Secondo i dati registrati si tratta della quantità di pioggia più alta mai caduta a Lignano in un arco di tempo così ristretto. L'acqua ha messo in ginocchio la città, paralizzando strade, sommergendo auto e garage. La città in questo momento è in grave difficoltà, abbiamo diverse strade allagate e in particolare al campeggio Pino Mare abbiamo una situazione un po' più difficile. Adesso il Comune di Lignano, in coordinamento con i Vigili del Fuoco, si sta attivando per trovare delle soluzioni idonee per poterli ospitare e cercando di dargli una prima accoglienza, una prima assistenza. Molti turisti hanno dovuto così interrompere anticipatamente la vacanza e affrontare momenti di grande apprensione. L'acqua ha invaso case, mobili, piazzole, scantinati, mentre in più occasioni famiglie intere sono rimaste bloccate all'interno delle abitazioni. Per loro si è reso necessario, come mostrano le immagini, l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile, che con i gommoni hanno portato in salvo circa 25 nuclei familiari. La violenza del temporale ha trasformato intere strade in corsi d'acqua, con automobili sommerse e locali resi inagibili dalle infiltrazioni. I danni all'interno del campeggio si preannunciano ingenti: arredi, impianti e strutture compromessi dall'acqua che, entrando, ha rovinato tutto ciò che ha trovato. Un colpo durissimo per una struttura turistica di riferimento che in poche ore si è ritrovato in ginocchio. Questa è un po' più pesantina delle altre volte. Noi è 26 anni che veniamo qua. In casetta, dal buco, dal foro d'aria, è entrata dentro di lì, adesso pulito perché logicamente loro avranno più cose importanti da fare e abbiamo pulito e aspettiamo. Mi mette più nervosismo perché dico non si può. Io dico è giusto che voi dovete fare cose più grosse, ma dovete pensare anche a quelli come noi che vengono nelle casette per star tranquilli e si ritrovano l'acqua. Un campeggio, ma anche una città intera, travolti da un'ondata di maltempo che resterà nella memoria per la sua intensità senza precedenti.